È nata una start-up dedicata alla produzione di alimenti genuini fatti con materie prime del territorio. Si chiama Pastificio Veneto e ha sede a Montebelluna. Sì, vabbè. È una bella giornata perché si vanno a compiere più azioni contemporaneamente. La prima è il recupero di una struttura pubblica per troppi anni rimasta abbandonata e segno di degrado in accesso alla frazione di Busta. Oggi invece, grazie a noi che si è impegnata ad affrontare il recupero di questa struttura, abbiamo una restituzione di qualità al nostro paesaggio. La seconda azione è quella della nascita di una nuova cooperativa, il Pastificio Veneto, che fa parte di Noi Group e che darà risposta in un momento segnato dalle difficoltà economiche a un gruppo intorno alla quindicina di lavoratori, soprattutto donne in difficoltà. Il terzo elemento che si inserisce poi è quello del rapporto fra produzione di pasta fresca e prodotti tipici locali. È il rapporto che interessa soprattutto la logica della filiera corta, della qualità del cibo per il consumatore. Allora io credo che questo rapporto di collaborazione fra pubblico e privato, fra il Comune di Montebelluna che ha messo a disposizione con avviso pubblico questa struttura e Noi Group che con grande coraggio ha deciso di affrontare questa sfida, porti delle risposte importanti per la nostra comunità. A dar vita a questa realtà imprenditoriale la cooperativa sociale Noi, Nuovi Orizzonti Informatici di Castelfranco Veneto. Sì, appunto l'iniziativa è volta anche a creare prodotti di alta qualità, per cui il Pastificio Veneto si vuole collocare nella fascia alto di gamma con prodotti del territorio. Abbiamo prodotti nuovi e innovativi, quali quelli con lo storione del Sile, col baccalà che è tipico del Veneto. Andremo anche alla ricerca di quei prodotti agricoli quali gli asparagi del territorio, per cui asparagi e speck di Asiago, e soprattutto poi vorremmo arrivare a un biologico con un concetto di un prodotto sano. Su questo ci stiamo già certificando e poi vorremmo sviluppare anche i prodotti sul vegano per avere la completezza di gamma dei prodotti. Sarà anche un laboratorio per creare prodotti sempre nuovi valorizzando il territorio, appunto come dicevamo prima. Ecco, un'altra cosa poi che è importante è questa sfida di Pastificio Veneto che vediamo oggi, è quello anche di, in questo periodo che si parla di cooperazione come momento di intrallazzo tra pubblico e privato, è una dimostrazione che anche la cooperazione sa fare impresa con le proprie risorse. Difatti l'investimento è a totale carico della cooperativa, non ci sono finanziamenti pubblici se non appunto la collaborazione del Comune di Montebelluna che ci ha creduto all'inizio e ci ha messo a disposizione questa struttura che diventa da appunto zona di degrado possibilità di sviluppo. La cooperativa sociale Noi dal 2000 si occupa dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nel caso di Pastificio Veneto si può parlare di un progetto anche di valorizzazione territoriale oltre che di inclusione sociale.